God Save the Wine, finalmente torniamo a Roma, ci ha fatto piacerissimo portare aziende che noi amiamo qui in questa della Ville e c'è stata una bellissima richiesta, una bellissima risposta. Marco, raccontaci per esempio questo Chianti, che a Roma il Chianti è amato, odiato, no? Perché la gente lo beve, pensa di conoscerlo, soprattutto pensa di comprarlo a prezzi diciamo abbastanza a discount. Voi che vi ponete con prezzi un po' sopra la media, che effetto ha avuto su questo pubblico? Sicuramente come primo impatto è un po' difficile perché chiaramente usciamo con un prezzo che per la zona è molto elevato, però se uno ha tempo e riesce a capire fino in fondo che comunque da una zona come il Montalbano, che è confinante con la più famosa Carmignano, vengono fuori dei vini molto molto importanti. Ora anche un semplicissimo Chianti Montalbano come questo viene fuori da un lavoro molto importante sia in vigna che in cantina, che riesce a portare un prodotto che comunque si differenzia dai classici, come si dice, Chianti punto base. Ecco, sì, questo non ha per niente, l'unico Chianti, è l'unica di OCG che fa l'azienda proprio perché sottolineare il legame col territorio, però ovviamente il legame col territorio viene ancora più fuori da quelle che sono un po' le vecchie vigne, perché questa è un'azienda nuova ma in realtà con delle vigne che vengono curate da anni con un'idea di qualità che si vede in un vino appunto come il Pulignano, che è un Sangiovese. Pulignano prende il nome dalla chiesa di Pulignano, qui siamo sui 300-350 metri sopra il livello del mare. Questo è la bandiera, questo vino è un po' la bandiera della nostra azienda, è l'espressione anche di un territorio. Pulignano, pensa, si faceva, le prime bottiglie sono uscite dal Pulignano, sono del 1968. Insomma, quindi negli anni non esisteva nemmeno a Tignanello all'epoca, ecco, per dire un Sangiovese in purezza. Sono piante che hanno 40-50 anni, che però cerchiamo di tenere, di mantenere alle più alte qualità, se si può dire. La qualità qui effettivamente, la vecchia vigna spesso è un mito, no? La vecchia vigna come si sente, effettivamente questa nota di umami, di sottobosco, questa sensazione che più che al naso direi in bocca, no? Un vino che persiste, che non aggredisce, che va molto con calma ma che si rivela, ecco, in una parola, l'eleganza, quindi un vino che svela le potenzialità del territorio come Montalbano, che noi in Trattoria Burde Montalbano è sempre sinonimo di vino piacevole, fresco, mai avremmo pensato che si potrebbe arrivare a espressioni simili a quelle di Carmignano, invece con questo Pulignano insomma immagino che... Hai detto benissimo prima, eleganza. Per noi questa è proprio un'espressione di eleganza, lo puoi sentire proprio fino in fondo con questi tannini che sono molto molto setosi e che fanno di questo vino per noi appunto l'emblema dell'eleganza della nostra azienda. Come sta andando la ripartenza? Qual è il vino più richiesto, le cose più interessanti che hai visto in queste poche settimane d'apertura? Allora, nonostante che noi produciamo principalmente vini rossi, il rosé ha avuto molto successo e anche il Chianti, che pur essendo un prodotto diciamo base ha riscontrato una clientela che non ci aspettavamo, diciamo. Compreso noi da Burde che l'abbiamo al bicchiere spesso, ma in realtà in questo momento le persone hanno veramente una voglia di affidabilità, di certezze, ma non vogliono le certezze di prima della pandemia, quindi se anche producete un Chianti o un vino comunque considerato tranquillo, facile, l'asticella si è alzata molto, però il nome Chianti in questo momento è molto rassicurante e secondo me è proprio importante in questo momento non tradire il consumatore con prodotti banali, e il vostro non lo è, quindi grazie ancora, che anch'io sto facendo grandissime belle figure, grazie a voi. Grazie a te e grazie a Burde.